Buongiorno, eccoci qua un po' assonnati, anche perché insomma all'ora della colazione, quindi alle 9 della domenica mattina, siamo qui non brilli, ma semplicemente assonnati dopo una bella serata qui al Gambrinus, che è aperto tutto l'anno, anche se in questo periodo, come dire, non operativo al 100%, perché abbiamo il ristorante celebre per il piatto del buon ricordo in Sì, ferie. sì. In realtà qui si lavora sempre. Tra l'altro in questo momento siamo in questa bella, si può notare, questa bella baricaia, perché in questa occasione vorrei parlare con il signor Adriano, celebre chef. Lei è stato anche stellato nella sua carriera, Eh sì, ha avuto la stella Michelin. sì, sì. Ecco, adesso c'è il Bib Gourmand che è più difficile da ottenere perché sicuramente quando lei aveva la stella, chiaramente i prezzi erano, no? Sì. Erano più Un'altra alti, no? cosa, sì. Ecco, quindi forse è stato facile Sì. come dire, fare una cucina con prodotti di qualità e farla pagare molto e il pubblico poi, per fortuna, certe volte gradisce, ama anche spendere, fortunatamente perché altrimenti saremmo rovinati se non ci fosse Sì. anche qualcuno che ogni tanto, come dice, voglio concedermi, no? Sì. Voglio darmi una botta di vita, quindi il Gambrinus qui nel patrimonio quasi dell'UNESCO, non so se lei ha informazioni a proposito, Sì. come stiamo andando, Sì, noi so che è siamo stata accettata la domanda, ecco. Prosecco e Raboso, Sì, stiamo aspettando eh, appunto l'autorizzazione di averlo. ecco, perché Prosecco e Raboso, perché è un po' come una coppia, si devono completare, Sì, cioè il Prosecco uno sulla terra e uno sulle colline. Ah. Il tutto però sulla Marca Trevigiana, sulla provincia di Treviso. che qui siamo proprio diciamo, nell'epicentro, magari Valdobbiadene come Conegliano sono più rinomati per il Prosecco, tra l'altro siamo passati da queste belle zone scendendo da Cortina Lampezzo, perché abbiamo sbagliato strada, ma alla fine comunque siamo arrivati ugualmente a destinazione. Non so se lei sa, quando si scende da Cortina Lampezzo invece di prendere l'autostrada per Belluno, che poi l'uscita di Belluno, che in realtà dista abbastanza, praticamente si fa un ampio giro che ti porta proprio alla Cantina Valdo. Cantina Valdo penso sia proprio al confine, Sì. produttore di Prosecco, al confine fra la provincia di Belluno e la provincia di Treviso. Quindi finiscono le montagne e c'è questo paradiso che è appunto il territorio vero del Prosecco, perché ora Prosecco è anche, giustamente, anche un sobborgo di Trieste, si chiama proprio Prosecco, e quindi da lì parte e copre buona parte del nord-est dell'Italia, quindi siamo qui anche per celebrare il Prosecco. Sì, Ecco. però il vero Prosecco Eh. è il DOCG, il quale si fa solo a Valbellane Conegliano. Beh, questo indubbiamente, ma anche qui lei produce Poi- Prosecco, sì, però- lei è un prosecchista. Sì, Ecco. e poi c'è il Prosecco Treviso che è il Prosecco di Trieste, no? Perché si è allargata la cosa. Beh, è chiaro che sì. per interessi di copyright mantenere sì. il nome, e chiaramente il consorzio, che conosco molto bene, fecero questa cosa un po' di anni fa al Casino di Venezia, ci invitarono tutti e fu una grande occasione. Lì capimmo appunto che certe volte un nome può essere un brand, cioè Prosecco ormai è diventato anche bere Franciacorta. Tra l'altro in quell'occasione veneziana, ricordo che facevamo Prosecchino, ci portarono un Franciacorta perché è un vino spumante, Prosecco. Sì. Quindi, bene, quindi lei, ecco, in questa sua cantina fa riposare quindi il raboso, qui stiamo vedendo, queste sono barricche. Da 225 litri, dove facciamo riposare il vino Raboso e dove lo invecchiamo. Il vino Raboso è un vino tanico, acidulo, ha bisogno di essere a dormire per ben 6 anni sulle botti di rovere, e dopodiché imbottigliato e messo in commercializzazione. Ecco, quindi noi abbiamo appena bevuto, io ho appena bevuto un 2008 e devo dire sono anche rimasto abbastanza estasiato da un vino unico, perché cerchiamo sempre, soprattutto in questi vini vitigni autoctoni che sono solo qui e non sono da altre parti, cerchi sempre un po' un parente. Non so se questa Bacca rossa, immagino, ha una parentela con un altro vitigno magari anche internazionale come francese o qualche altra parte. Il vino autoctono è un vino sano, un vino che vorrei dire che fa bene, perché è pieno di vitamine
addirittura se le accenno che un medico importante, quando andavamo, parliamo di 40 anni fa, si andava dal dottore e ci diceva vai a casa, bevi una scolea di vin raboso per tirarti su. E questa Beh, insomma, è vero, è vero. È la verità. Ecco, effettivamente sembra anche un vino liquoroso, in realtà il suo è 13 gradi, 13 gradi, è vero? sì, 13 gradi. È vero. Sì, vero. Quindi dà Non una è tirato sensazione, su. ecco, dà la sensazione di vino liquoroso che invece non ha nessuna aggiunta di alcol. Quindi aspettate praticamente, se io ho bevuto 2008, 8 anni, Sì. 8, Il minimo è 8 anni, da 8 a 10. proprio un disciplinare proprio rigido. No, 6 anni. Però, 6 anni, però lei preferisce... Una volta tradizionalmente si faceva, doveva avere 10 anni, tanto che questo tipo di tipologia di vino sono due, lo chiamiamo indomabile perché è un vino traboso, però è aggiunto di un po' di passito, di cartisse, voglio dire, di raboso. Quindi c'è il segreto. Sì, per renderlo un pochettino più morbido e più vendibile prima in commercio, così costava meno. Però il vero raboso, che sono una persona tradizionale, quale sono un pioniere del raboso, perché da questo poi ho fatto il liquore che ne parliamo, e io lasciato senza aggiunta di questo passito di raboso, lo tengo fino a 10 anni, e quello lo chiamo il mio nome addirittura, Adriano. Però, quindi questo è in anteprima quello che ho bevuto io, 2008. Quindi ha un costo e quindi non è infatti commercializzarlo. lei sbicchiera molti bicchieri nell'enoteca, ristorante, trattoria, se c'è anche proprio il tavolo in un'ulteriore cantina che è al piano superiore, e vedevo insomma dei prezzi anche modici dove si può bere sia il Manzoni, l'incrocio Manzoni che è un bianco che lei produce, e anche il raboso. Mia moglie mi diceva guarda che poi tu dici che è molto caro il raboso, lo vedevamo a 2 o 3 euro al bicchiere, ma non è questo di cui stiamo parlando, non è su Adriano, cioè l'Adriano, un bicchiere di Adriano chiaramente non può costare. Costa molto. Una bottiglia da 750 centilitri, quanto viene commercializzato? Doveva essere venduta a 25 euro. Però noi commercialmente ci teniamo, perché come detto, noi ci teniamo a questo raboso, perché questo è il paese del raboso, no? Quindi San Polo di Piave. Allora lo vendiamo commercialmente così 10 euro, però non è, lo vendiamo però è inserito in tavola a altri prezzi, no? Però perché per noi è una commercializzazione, è un lancio a raboso, proprio chi lo vuole farlo capire che il raboso è questo, però l'indomabile è quasi uguale, solo che è preparato commercialmente per la vendita, no? È quasi uguale, però l'altro senti tutti i profumi che manda fuori il vino, l'altro lo senti che è preparato un po'. Però sono sempre vini eccezionali, i quali vanno benissimo per le carni, per l'inverno, e quindi sono molto apprezzati, e tutti stanno capendo che è un vino che avrà un futuro, perché è da 50 anni che io e altri abbiamo lanciato, e adesso lo stanno coltivando. Quanti siete i produttori di raboso, per parlare anche degli altri? Saranno una trentina, non di più, ma sono tutti qui attorno qui. Quindi è un vino di pianura. Sì, è di pianura. Pianura, e poi in piccole quantità poi anche, perché rende poco, e quindi la gente mette prosecco. Però chi è intelligente, perché il prosecco avrà la sua storia e continuerà, però può essere nel commercio tante diciamo, se il prosecco è un termine, diciamo così, anche piacevole, che ormai spiega che un vino è comunque spumante, un metodo Charmat, vino piacevole. Invece il raboso è l'esatto contrario, forse perché sono, come dire, marito e moglie, poi in realtà si devono completare, quindi il raboso già come nome non è fortissimo, detto sinceramente, mentre invece se comunque dal raboso lei riesce a fare il Gambrinus, questo elisir, che è praticamente l'essenza dello spritz, e poi abbiamo comunque un altro grande nome di grande successo, che quindi alla sua base può avere, appunto lei lo fa col raboso, usa una buona percentuale di questo vino, che è qua, lo vediamo qua, abbiamo anche proprio, questa è una Magnum, ecco qua. Questi sono due bottiglie, 1,5 litri. 1,5 litri, ecco qua. 150. Ecco qua, Adriano Zanotto.
bene. Quindi ecco, c'è un segreto qua. Beh, segreto sì. Qui c'è il vino laboso e poi c'è il zucchero di canna e poi sono 22 tipologie di aromi e di erbe per arrivare a questo prodotto. Però lo capisci che è un vino persistente, un vino che è un liquore che è persistente che ti resta profondamente nel palato. E naturalmente nello spritz, che naturalmente i spritz fatti con gli altri prodotti sono prodotti quasi chimici, tu senti che non sono persistenti. Qui invece ti resta il piacere dell'uva, il piacere del fresco quando lo bevi, no? È tutta un'altra cosa. C'è il colore del cocktail chiaramente che qui proponete, è un colore più intenso, Sì. perché poi lo spritz tende, come dire, a diventare proprio quasi bianco per via del ghiaccio. Quindi Sì, normalmente si mette il sì. ghiaccio che è un ingrediente, poi Poi- c'era Hemingway che andava all'Harris Bar e che diceva no, togli il ghiaccio, dagli una rinfrescata perché rischia di annacquare. Diciamo che con un raboso, che è un vino rosso, chiaramente il Sì. problema è inferiore, ecco, quindi Sì. ecco, si riesce a fare un bel cocktail che abbiamo tra l'altro appena apprezzato, e Madame che non conosceva appunto lo spritz bar, non conosceva un po' tutta anche questa storia che sembra nasca lo spritz proprio tra l'altro in Austria, proprio basandosi sul raboso, che può sembrare strano, anche a lei pare strano, però sembra che ci sia questa leggenda che poi vi invitiamo ad andare a vedere su Wikipedia, perché ogni tanto, come dire, non sono proprio affidabile, ecco, o perché magari mi sono appena svegliato, quindi dico tutto quello che mi passa per la testa, la mia sigla è questa in radio, oppure, come dire, abbiamo bevuto un po', però siamo comunque sobri, ecco, quindi è un po' presto di mattina, devo dire, essere alle 9 di mattina la domenica, essere qui al fresco della cantina. Qui abbiamo i fatidici 15 gradi. Costantemente. Ecco, questi sono 15 gradi. E quando perché qui 15 gradi totalmente naturali, perché siamo 2 metri sotto l'acqua e quindi una temperatura adattissima per una cantina. Però quando è agosto, così che è tanto caldo, allora abbiamo anche la possibilità di metterci l'aria condizionata, perché dobbiamo sempre mantenere 15 gradi e 70 gradi di umidità. Perché in realtà qui non siamo proprio sottoterra. No. Perché io vedo, ecco, si può intravedere dalle finestre, si può vedere che qui c'è poi il parco Gambrinus, Sì, il che è parco questa Gambrinus. foresta di piante secolari, piante tropicali, non so, c'è di tutto di più. Secolari, sì. Secolari. In più ecco. abbiamo attaccato le sorgenti del fiume, Ecco. dove ci sono gli storioni, ci sono i cigni, ci sono le carpe, tutto questo Quindi meraviglia. cucina di acqua dolce, del pesce di Pesce acqua d'acqua dolce, dolce, quindi storioni. di fiume, Sì. ecco, e comunque avete anche pesci che arrivano dall'alto Adriatico, Sì, da ecco. qui da Caolo e da Chioggia Ecco. abbiamo il pesce. L'uno e l'altro, Sì, quindi sì. siete rinomati, diciamo, Il più per il pesce che sì. per... Siamo nati con il pesce d'acqua dolce, con le anguille, le rane, le trotte e i gamberi. Però adesso spaziamo anche abbiamo anche pesce di mare, quando stagionalmente si prende questo e quello, insomma. Ecco, sì. Lei sa che la cuoca, la donna, praticamente insignita del premio di 50 Best come migliore donna, è una signora che si chiama Anna Ross, sta poco oltre il confine dell'Italia con la Slovenia, a Caporetto, che è una località chiaramente nota per la disfatta. Questa Anna Ross ha appunto un acquario, insomma, ha comunque una vasca dove può prendere dei pesci e cucinarli, ma questo anche alla Buit con 3 stelle Michelin in Savoia, ma anche da Marc Veyrat che le ha avute, forse le riprenderà con questa nuova edizione del 2017. Quindi insomma lei rientra nella categoria dei grandi chef che hanno tutto a disposizione nel proprio orto come nel proprio acquario, nel proprio fiumicello, e quindi Sì, la nostra è una realtà. Adriano Zanotto, ecco qua, celebre chef, navigato, viaggi un po' dappertutto, portare la cucina trevisana. Allora, io ho presentato nel gennaio 2009 il pranzo a Obama. Infatti notavo qua ancora abbiamo ancora, ecco, perché io poi volevo fare una battuta, ecco, qui abbiamo la tribuna di Treviso
che appunto qui siamo nel 2009. Sì, sì, circa il 2009. Questo è il 2009, questo Sì, è sì. l'articolo 22 gennaio del 2009. Elisir Gambrinus di San Polo per la festa di Barack Obama. La famiglia Zanotto, si diceva allora, dedicherà al nuovo presidente USA un'annata speciale del liquore. Chiaro che lei adesso per Donald Trump non no, può, non immagino, so. ecco, No. quindi lei è un po' come Bocelli. Sì, sì. Ecco, Bocelli, il volo, quindi praticamente Però fanno lui, gruppo. Ecco. però lui si è innamorato di questo liquore e io le ho dedicato una bottiglia per lui. Ma lui è anche un prosecchista, mi sembra, uno che ama comunque Sì, il baccalà alla Vicentino, cioè ama più o meno questo territorio Sì, che c'è in Veneto. Lui gli piaceva dei piatti qui veneti, ecco perché mi ha chiamato per fare questo pranzo. Ma parliamo del liquore, lui piaceva immensamente questo liquore. Io le ho dedicato queste bottiglie molto belle Sì. e quindi parliamo del liquore. Questo liquore è una cosa meravigliosa in quanto esiste in tutto il mondo, ma poco insomma. Però dove l'hanno assaggiato lo prendono. Noi non siamo commercianti molto da diventare famosi. È vero comunque nei bar, Nei bar importanti esatto, ci nei bar scrivono e noi li mandiamo, ci scrivono, non abbiamo rappresentanti di niente e mandiamo il prodotto e quindi c'è una grande soddisfazione su questo liquore perché poi con il liquore, io che sono in cucina, si fa di tutto. Si fa, e nel bar lo stesso si fa di tutto, tanto come si parlava di questo spritz famoso che piace immensamente e quindi siamo molto contenti di questo liquore, che è quello che ci dà luce al ristorante. Quindi lei riconosce che Sì, è stato sì, un buon... Ecco. Ma io devo dire che in un giro che ho fatto dei tanti, diciamo, che sono anche stimolato un po' da cose nuove, particolari, non le solite cose, tipo andare a trovare Padre Pio. Sì. Ci invitarono a questa cosa che ho trovato molto interessante ed eravamo alloggiati in un agriturismo dove c'era questa bottiglia di Gambrinus ancora chiusa. Io siccome l'avevo già conosciuto, ci eravamo già visti qua e come dire ho invitato ad aprirla, ho fatto molto, molto volentieri perché avevamo tutto a disposizione e superalcolici, quello che volevamo e abbiamo gradito molto questa una bottiglia che immagino che poi invece sia terminata. Ecco, perché è un vino, ecco, però il Gambrinus è invece bevuto a fine pasto da solo, è una sorta di vino liquoroso come bere un porto, no? Ecco, può essere una cosa del genere. Ecco, tanto abbiamo anche Madame che è puntuale, tanto che è svizzera. Ecco, bene, Buongiorno, buongiorno, qui siamo con Messier Adriano, sì, che lei ha molto apprezzato, signora, lo spritz. Lo spritz è una meraviglia. sì, vero. Ecco, quindi bevitrice di spritz che conferma appunto la validità Sì. e quindi vi invitiamo a provare l'autentico spritz qui al ristorante Trattoria Osteria, aperto tra l'altro anche a pranzo per chiaramente quelli che magari sono di passaggio o che comunque stanno lavorando con prezzi accessibili perché ecco. persone che lavorano in formale e così e che non hanno poco tempo mangiano invece già la pizza, mangiano un'orbetta sana, buona e che costa poco, però oggi è anche il mondo che gira in questo modo, che vogliono le cose fresche, poi diciamo che a pranzo tradizionali. avete una formule, come dicono i francesi, e questo che ha un prezzo accessibile, mentre il ristorante è tutto è litiero, no? Beh, il prezzo possiamo dire. Quindi, sono si vende, in osteria si spende dalle 10 euro alle 30, in ristorante si spende dalle 30 alle 70, 80, insomma, ecco. Sono i prezzi. Questo nella formula del pranzo come dire, chiaramente la sera come dire, non è così, però ecco, ci sono dei prezzi molto, molto interessanti, quindi si adattano a tutti. C'è un Bib Gourmand, abbiamo detto, quindi al Gambrinus. Tra l'altro la guida Michelin dedica sempre ampio spazio perché i locali sono due, c'è un Bib Gourmand ma c'è anche un piatto, vi hanno assegnato il piatto con l'indirizzo e nella indicazione si parla di queste
camere poco distanti. Devo dire che la Michelin in questo caso descrive proprio perfettamente quello che qui accade, perché mi sembra che la Michelin se le ha dato la stella, non si sia comunque dimenticato di lei. Ecco, per quanti anni l'ha tenuta la stella? Appena nel 54, cioè la prima edizione. Io ho la serie sulle guide, 54 fino sempre avuto la stella Michelin. Fino a 2 o 3 anni fa, qualora io... Ecco, quindi lei è ancora uno di quelli che sono più gli anni che ha avuto la stella di quelli che praticamente non ce l'ha, perché poi è arrivato il Bib Gourmand, perché poi il Bib Gourmand va anche letto in un certo modo, perché non è semplice, ecco, riuscire a ottenere questo riconoscimento. Deve essere una cucina, chiaramente adesso sia lei che il figlio, c'è questa ricerca di cui abbiamo già parlato, che è sul vegetariano ma anche sul vegano, quindi il figlio si chiama Cristian Zanotto è in questo momento dalle parti di Rovigo, perché sembra che ci sia un produttore di erbe, comunque di legumi, no? In biodinamici, no? Come ci sono i vini, ci sono anche appunto questi prodotti bio, esatto, che quindi poi si ritrovano appunto nei piatti. Ad esempio, io sicuramente posso fare a Christian i complimenti per questa sua insalata. Ormai tutti gli chef si contraddistinguono per un'insalata, non so se sui tempi c'era la Caesar salad, non so cosa c'è sempre stata un'insalata comunque in ogni periodo, anche nel periodo della nouvelle cuisine. Adesso gli chef fanno questa legume, questa vegetable dove raccolgono tutte le migliori erbe. Anche Crippa, che è il 3 stelle Michelin di Alba, anche lui è famoso per questa insalata, chiamiamolo così, da 50 euro, che però devo dire alla fine le signore apprezzano e devo dire racchiudono il talento dello chef, la ricerca dello chef, e quindi si può vedere l'arte dello chef. In questo caso devo dire, non so se lei l'ha apprezzata questo orto del figlio. Sì, l'ho apprezzato con grande, perché è una novità, è una cosa, è il mondo di oggi questo, no? E quindi lui cura praticamente questa cucina che fa naturale, che fa bene. Io invece curo cucina tradizionale, però raffinata, leggera, sta adoperando i prodotti suoi, ecco, tutto quanto. E quindi difatti i ristoranti anche gourmet vanno molto bene, perché la gente viene, perché qui si mangia sano, leggero, sia nel ristorante che anche sul gourmand. Bene. Poi Ritorno però sul discorso dell'Elisir Gambrinus. Lei comunque proprio questo Elisir Gambrinus le piace. Vedo, ecco, quindi è vero che è traino anche del ristorante, non lo sapevo, pensavo che un vino riuscisse a tanto. Io sono nato dal nulla e sono arrivato fino qua. Quindi lei riconosce che il Gambrinus quindi è parte di questo grande successo che continua. È un mio figlio che è quello, come i miei figli. No. Però voglio dire che appunto abbiamo grande soddisfazione, perché ci scrivono, ci mandano le mail eccetera, che le mandiamo 6 bottiglie, 12 bottiglie, e al privato e all'osto e alle grandi enoteche. Intanto che faccio per dirle, noi sugli rapporti italiani ci siamo, ce l'hanno richiesto e quindi bello, complimenti. Perché... Quindi, volevo capire, Gambrinus, visto che lei ha un piatto del buon ricordo che è a base di questi gamberi, tra l'altro vi invito a provare questo piatto del buon ricordo, perché molto probabilmente fra un po' ce ne sarà un altro. Sul tema sempre del mio figlio. Questo nuovo che continua, nuova, chissà già cos'è, ci può dare. No, insomma, è del pesce di mare, naturalmente con queste erbe, queste cose naturali. Che ovviamente sarà un pesce. Sarà il primo piatto del mio ricordo praticamente, che sarà in questo tema. Questo tema di vogliamo bene agli animali, cioè ce li mangiamo, però non è che li, ecco, quindi potrebbe essere tipo uno storione, come un salmone che praticamente si suicida indietreggiando, no? Perché molti vegetariani non mangiano pesce e carne perché vengono chiaramente uccisi, però nel caso degli storioni effettivamente andando a ritroso se la vanno un po' a cercare, ecco, quindi in questo caso come dire, potrebbe essere adatto a questo concetto, di cui vi faremo vedere il video di Christian. Ha redatto un video dove appunto si vedono, ahimè, questi animali sono stati uccisi, anche perché solo oggigiorno sappiamo che possiamo mangiare e nutrirci in un altro modo. Una volta si usava lo strutto, adesso si usa l'olio, ecco, quindi si usa un ingrediente moderno, anche se poi
come dire, anche gli egiziani, anche molti secoli fa, chiaramente già lo utilizzavano, però come dire, non era proprio alla portata di tutti. E quindi bene, con questo noi vi salutiamo qui dal Gambrino. Sono una tappa, almeno una volta nella vita, chiaramente bisogna passare di qua, quindi uscita di Conegliano, prendete Peroderzo e praticamente siete ecco, a San Polo di Piave, trovate appunto Adriano Zanotto e tutta la sua famiglia.